Un tentativo di furto con danni che potrebbe essere anche una ritorsione. Indagano i carabinieri su quanto avvenuto la scorsa notte alle piscine di Monselice, dove dei malviventi hanno tentato di introdursi rompendo un vetro del bar. Immediato è scattato l'allarme che li ha messi in fuga, anche se l'azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'impianto. Nelle piscine con il gestore sono arrivati i militari che sono già al lavoro e stanno visionando le immagini. Resta la paura per Marco Canova. Solo 3 giorni fa Canova era stato aggredito dal trapper Baby Touché, entrato in piscina con un gruppo di amici che dopo aver rifiutato di pagare il lettino e dopo aver minacciato una degli addetti aveva iniziato a spintonare il titolare lanciandogli addirittura uno zaino addosso nel tentativo di colpirlo dopo l'arrivo dei carabinieri. L'aggressione che Canova aveva deciso di rendere pubblica per la costante crescita di episodi di violenza da parte di giovani e giovanissimi gli è costato una contusione. Adesso il nuovo episodio che non lascia tranquillo chi lavora ogni giorno per offrire un sereno angolo di pace a quanti, in modo civile, vogliono passare qualche ora di svago.